Continuano i rilievi da parte dei carabinieri di Agrigento sul tratto di strada dove si è verificato l'incidente in cui perse la vita Marco Chiaramonti. Esposto denuncia presentato alla procura da parte del comitato Tutti Insieme per una città normale a seguito dell'incidente mortale sulla sicurezza delle strade agrigentine, la replica del sindaco Miccichè. Manifestazione dedicata all'Alzheimer organizzata dal Dipartimento della Salute Mentale dell'ASP di Agrigento. Inaugurato oggi all'Istituto Anna Frank di Agrigento il Giardino della Legalità, dedicato a Rosario Livatino. Tutto pronto per la festa della democrazia cristiana, dell'amicizia che si terrà a Ribera dal 3 al 5 ottobre, nostra intervista al deputato Carmelo Pace. Sequestrato un cantiere sulla pista ciclabile a Porto Empedocle dalla Guardia di Finanza, continuano i controlli da parte dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro in provincia di Agrigento. Un 25enne di nazionalità tunisina accoltellato ieri in piazzale Rosselli. Al CEP di Palermo sorgerà un nuovo campo di calcio dedicato a Totò Schillaci su iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana. Si è concluso ad Agrigento il torneo dedicato a Pietro Murania. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi martedì 23 settembre. I carabinieri della compagnia di Agrigento sono tornati a Villaggio Peruzzo e San Leone per eseguire nuovi rilievi sul tratto di strada interessato dall'incidente stradale costato la vita al 50enne istruttore di tennis e di padel Marco Chiaramonti. Nell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Agrigento al momento non risultano indagati né ipotesi di reato. C'è da chiarire se effettivamente quel dissesto stradale possa aver causato la perdita del controllo dell'Honda guidata dal 50enne agrigentino. Il GIP del Tribunale di Agrigento nel frattempo ieri ha convalidato il sequestro dello scooter Honda e del casco che regolarmente indossava Marco Chiaramonti prima dell'incidente e al momento non è stata ancora disposta dal sostituto procuratore che è titolare del fascicolo d'inchiesta l'autopsia. La salma di Marco Chiaramonti si trova nel cimitero comunale di Pianogatta e al momento in cui verrà restituita ai familiari sarà possibile celebrare i funerali. Ad Agrigento quel giorno sarà lutto cittadino. E sempre in merito all'incidente di Chiaramonti, il coordinamento civico Tutti Insieme per una città normale ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, alla Prefettura e all'ANAC anticorruzione, e ciò a seguito dell'incidente stradale che sabato scorso provocò la morte di Marco Chiaramonti. Nell'esposto si legge: Agrigento piange morti e incidenti sulle strade killer. Prima Chiara Lamendola, adesso Marco Chiaramonti, tragedie che potevano essere evitate se i fondi messi a disposizione fossero stati usati correttamente. Il Comune disponeva dei soldi necessari, vincolati alla legge per la manutenzione stradale e alla sicurezza della viabilità, ma non ha speso un solo euro per riparare le strade dissestate. Ha invece scelto di comprare autovetture e lasciare le somme a bilancio. Buche profonde, alcune segnalate, altre invisibili. Basta farsi un giro per alcune vie trafficate della città come Viale Emporium, Via Mera, Via Crispi, Viale Cannatello, Via dei Fiumi, Via Pressanti Mattarella, la zona di Calcavelle, dove ricordiamo esserci le scuole e il consorzio universitario, per accorgersi di come versa il manto stradale. E in merito all'incidente di Chiaramonti e ai soldi spesi sulla viabilità del nostro comune abbiamo sentito questa mattina il primo cittadino Franco Miccichè. Sindaco, farete qualcosa per le buche in città? Abbiamo visto quando è successo sabato, ci sono numerose lamentele, insomma la città è piena di buche e di tanti pericoli. Cosa farà l'amministrazione in tempi brevissimi? No, ma già era in programma un processo di riparazione, purtroppo capite bene cosa vuol dire, cosa sono le casse comunali e quali sono i finanziamenti che noi abbiamo a disposizione. Però prima di fare delle accuse io aspetterei la fine delle indagini per quanto riguarda la dinamica di quell'evento delittuoso che mi dispiace tantissimo. Ma le strade si aggiusteranno? Farete qualcosa di straordinario con l'amministrazione? Sì, ma ripeto, già era in programma
i tempi burocratici sono quelli che sono, però a breve inizierà già anche un'attività riparativa non proprio su tutte le strade ma sulle arterie principali o quelle naturalmente. Ma è vero che avete i soldi e non li sapete spendere in tempi brevi, non lo so, ci sono delle difficoltà? Assolutamente no, assolutamente no. Non è assolutamente vero. E si è svolta stamani la passeggiata dei ricordi del mese mondiale dedicato alla malattia dell'Alzheimer, organizzato dall'ASP, Dipartimento della Salute Mentale, Unità Operativa, Malattie Degenerative Involutive e Demenze. Le interviste sono curate da Giuseppe Moscato, che ha seguito la manifestazione. La giornata del ricordo è una giornata di festa, forse per mettere un po' da parte la malattia e pensare alla convivialità, all'incontro tra istituzioni, ammalati e le loro famiglie? Sì, la giornata è una giornata che è molto attesa dai nostri pazienti, dalle famiglie, un momento non solo di gioia, di condivisione, di socialità, importante per preservare l'identità sociale dei nostri utenti, delle persone con disturbo cognitivo, ma anche e soprattutto per le famiglie. Ma è anche un'ottima strategia terapeutica non farmacologica per contenere i disturbi del comportamento e per dare la possibilità alle persone con disturbo cognitivo di riscoprire i sensi, di riscoprire le loro emozioni. Il giardino sensoriale che quest'anno ci ospita è veramente un paradiso che diventa veramente uno spazio dell'anima per i nostri pazienti. Un servizio che l'ASP offre a tutto tondo ai suoi pazienti. Sì, è un servizio che l'ASP offre ai pazienti, un servizio in cui si è creata veramente una grande famiglia con gli utenti e con i loro familiari, con i caregiver. A supporto è stato istituito anche dallo scorso anno, è stato aperto lo sportello Alzheimer, che è un centro di ascolto, orientamento proprio per supportare le famiglie, caregiver, perché ricordiamo che i dati sono veramente molto alti, sono un numero veramente esorbitante di persone che deve fronteggiare la malattia, sia come familiari sia come utenti. Una malattia che purtroppo è in evoluzione anche dal punto di vista statistico? Sì, i dati statistici sono veramente esorbitanti, i dati dei nuovi report dell'Istituto Superiore Sanità parlano di numeri veramente alti, oltre 1 milione di pazienti con demenza dai 65 anni in su, e parliamo anche delle forme giovanili, sono 24.000 di pazienti dai 35 ai 65 anni di età, e se a questi si aggiungono i disturbi, quasi 94.000-95.000 con disturbo neurocognitivo minore, e a questi aggiungiamo pure le famiglie, veramente il 10% della popolazione deve fronteggiare la malattia, per cui è importante dare una risposta ai pazienti, dare una risposta alle famiglie e far sentire la vicinanza. Dottore Capodieci, il mese dell'Alzheimer anche qui ad Agrigento, questa passeggiata che secondo noi rimarca ancora di più l'impegno del pubblico, la sinergia con le varie istituzioni e soprattutto quell'amore per gli ammalati e le loro famiglie. Assolutamente, un plauso va soprattutto alla unità operativa dei disordini, dei disturbi cognitivi, che lo chiamiamo l'Alzheimer, io lo chiamo dei disturbi cognitivi, che ogni anno rende compartecipi i pazienti, i parenti dei pazienti, che sono poi quelli che tutti i giorni gestiscono questi disordini, gestiscono soprattutto i loro familiari. L'azienda è presente proprio per testimoniare l'impegno che giornalmente, in maniera capillare, in tutte le parti della provincia di Agrigento, medici specialisti, geriatri, neurologi, infermieri, assistenti sociali svolgono a favore di questa malattia che purtroppo è altamente invalidante. Questa giornata è un po' particolare, più che alla malattia si pensa alla convivialità, forse fa bene a tutto. Infatti ravviva i ricordi, cerchiamo di riportare ad una quotidianità
pazienti che in questo momento magari sono chiusi nei loro disturbi, nelle loro malattie. Quindi è una festa che vede insieme operatori sanitari, pazienti e caregiver. Importante oggi, siamo in questo mese dell'Alzheimer, essere presenti come ordine dei medici. La nostra mission, si sa, è la salute del cittadino e in particolare quando si parla di soggetti fragili. Oggi siamo contenti di vedere tante famiglie, tanti pazienti affetti da questa patologia essere un tutt'uno tra il pubblico e il privato, questa sinergia che è importante pure il luogo dove ci troviamo, dove si rivivono ricordi, dove si rivivono immagini, che possono portare a stimolare la cognizione delle cose, del tempo e dello spazio. Per questa tipologia di malattia è necessaria, anzi è importante la sinergia tra pubblico, privato, amministrazione comunale e le famiglie. Assolutamente sì, la parolina magica si chiama rete. Oggi attraverso la rete riusciamo a restituire dignità a tutta una serie di cose e non è possibile farli da soli, cioè gli enti da soli non vanno in nessun posto. Insieme invece, attraverso la sinergia, attraverso il mettere insieme le idee, si può portare avanti progettualità, si possono portare avanti possibilità di aiuto e supporto. Noi come distretto sociosanitario, mi riferisco al comune di Agrigento che è il comune capofila e di cui mi onoro di essere presidente delegato, abbiamo cercato in questi anni di mettere insieme una serie di ragionamenti con una collaborazione straordinaria. Grazie a che cosa? Grazie alle persone che governano oggi il centro Alzheimer ad Agrigento attraverso l'ASP e la dottoressa Guicciardino, persona straordinaria che sta dando un contributo importante, e quindi stiamo lavorando e continuiamo a lavorare per cercare di trovare le risorse necessarie per fare che cosa? Il problema dell'Alzheimer non è solo un problema legato alla persona che ha la patologia, ma è soprattutto legato alla problematica del nucleo familiare, perché il caregiver che oggi in un certo senso vive e soffre di questa problematica va aiutato, va sostenuto, e bisogna creare le condizioni di trovare le risorse economiche utili e necessarie per approfondire e cercare di dare supporto reale e concreto alla problematica. E si è svolta stamani presso l'Istituto Anna Franchi di Agrigento l'inaugurazione del Giardino della Legalità dedicato al magistrato Rosario Livatino, testimone della coerenza. Le interviste. Preside, oggi si ricorda Livatino con una manifestazione qui all'Anna Franchi. Sì, abbiamo voluto realizzare questa cerimonia di commemorazione del 35° anniversario della barbara uccisione del giudice Livatino, per fornire a questi ragazzi, che ovviamente sono nati molti anni dopo, l'opportunità di conoscere una figura ragguardevole per il nostro territorio, una persona che ha testimoniato la sua coerenza con la vita ed è riuscito a lasciare un messaggio anche alle nuove generazioni riguardo al fatto che vale la pena impegnarsi per le cose in cui si crede. E abbiamo voluto lasciare anche un segno indelebile di questa testimonianza, intitolando il nostro giardino interno della scuola alla memoria del giudice Livatino, per cui dopo la cerimonia di commemorazione andremo anche a scoprire una targa che serve a tutti gli studenti che frequenteranno questa scuola per capire chi è stato Rosario Livatino e come vanno affrontate anche le criticità e le contraddizioni del nostro tempo, con sacrificio, con impegno e con passione. Oggi qui all'Anna Franchi un momento per ricordare un martire della giustizia Livatino. Sì, è l'ennesimo appuntamento per ricordare il sacrificio di Rosario Livatino. Credo che con i tempi in cui viviamo è importante che il suo esempio sia ricordato alle giovani generazioni. Una cosa importante, faccio i complimenti ai dirigenti e a tutto lo staff dei docenti per voler inculcare ai ragazzi questo, la memoria di Livatino, un grande uomo, un uomo che ha agito per la legalità a scapito proprio della propria vita, e quindi che i nostri giovani, che tra l'altro sono la futura classe dirigente, possano capire quello che bisogna fare durante la propria attività scolastica ma anche poi lavorativa in futuro, affinché
i temi e gli ideali di legalità, di onestà, di giustizia vengono prima di ogni altro valore. E dal 3 al 5 ottobre prossimo a Ribera si terrà la festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana. Abbiamo sentito in merito il parlamentare regionale Carmelo Pace. Siamo nella fase organizzativa della terza edizione della Festa dell'Amicizia, che anche quest'anno si celebrerà a Ribera nel fine settimana di ottobre, il primo fine settimana di ottobre, esattamente venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre. La Festa dell'Amicizia è un mix di tante cose. Intanto è una festa, quindi ci sono momenti di piazza, di divertimento, di goliardia, cantanti, DJ, comici. Avremo anche l'onore di ospitare Fausto Leali nella serata del venerdì 3 ottobre. Ci sono momenti in cui si possono degustare cibi di strada, ma soprattutto ci sono momenti di approfondimento di temi politici e di temi di interesse collettivo, dallo sviluppo economico all'agricoltura alla sanità, con ben 13 tavoli tematici. Si partirà il venerdì 3 ottobre nel primo pomeriggio, si concluderà la domenica mattina, in cui si confronteranno non soltanto gli iscritti al partito, e quindi non tutti la penseremo alla stessa maniera, ma ci saranno altri esponenti politici che proverranno da altri partiti politici, ma soprattutto gli esperti del settore. Sono momenti di crescita, sono momenti sicuramente di visibilità, sono momenti in cui la grande famiglia della Democrazia Cristiana si riunisce per interrogarsi su quello che è stato fatto fino adesso e soprattutto su quello che vogliamo fare nel prossimo futuro, ognuno nelle istituzioni che rappresenta, dalle istituzioni comunali, dove siamo presenti in Sicilia con circa 500 consiglieri comunali, assessori, sindaci, e poi nei vari livelli sia provinciali che nel livello regionale, che è quello che io ho l'onore di rappresentare come capogruppo della Democrazia Cristiana. È un momento davvero importante per noi, ma è un momento importante per la politica in generale. E sulla riforma del Codice dei Beni Culturali interviene oggi l'Ordine degli Architetti di Agrigento, ribadendo il sì alle semplificazioni. È necessario potenziare anche le sovrintendenze dei beni culturali della Sicilia. Questo quanto dichiarato il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola, in nostro servizio. Finalmente il processo di semplificazione, che ha già parzialmente interessato l'edilizia e gli interventi strutturali, si estende anche al settore dei beni culturali. Con queste parole il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, esprime la propria condivisione sulla gran parte dei principi introdotti dalla legge delega già approvata dal Senato e adesso al vaglio della Camera dei Deputati, con la quale il Governo è autorizzato a procedere alla riforma del Codice dei Beni Culturali con un nuovo decreto legislativo, pur nella consapevolezza che il testo approvato al Senato può essere perfezionato alla Camera. Il principio di escludere dal parere vincolante della Sovrintendenza gli interventi di scarso impatto che riguardano tettoie, pergolati, modeste modifiche alle coperture, agli infissi e agli impianti tecnologici, continua il Presidente dell'Ordine Lamendola, segnano certamente un passo avanti lungo un percorso necessario per la semplificazione concreta dei piccoli interventi edilizi. Sosteniamo da tempo che le misure per la semplificazione delle procedure edilizie non raggiungono alcun obiettivo se non abbracciano anche gli ambiti di competenza delle sovrintendenze dei beni culturali e ambientali. Seguiremo l'evoluzione normativa della legge delega e del successivo decreto legislativo, conclude Lamendola, per proporre nell'articolato del nuovo codice gli emendamenti necessari per una riforma efficace del Codice dei Beni Culturali, lavorando all'unisono con il coordinamento degli ordini del Sud e con la consulta degli ordini degli architetti della Sicilia. Il piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 adottato dalla Regione Siciliana
Prevede un piano di assunzioni nel triennio di 1.348 dipendenti. Gli architetti auspicano che tali numeri siano realmente confermati e che una buona parte vengano destinati al settore dei beni culturali. E sempre in materia di beni culturali si terrà il prossimo 3 ottobre alla Sala Zeus del Museo un convegno di presentazione del vademecum su leggi e provvedimenti che disciplinano la materia dei beni culturali nelle zone vincolate. L'evento è organizzato dal Centro Culturale Michele Foderà, diretto dal dottor Aldo Capitano. Lo abbiamo intervistato. Dottore Capitano, ecco, lei si appresta a organizzare un convegno sui beni culturali il giorno 3 ottobre alla Sala Zeus. Intanto, perché questo convegno e quali saranno i rappresentanti istituzionali e gli obiettivi di questa iniziativa che lei intenderà organizzare? Intanto io sono un medico, non sono un giurista e non credo di poter stare sopra e sormontare la preparazione dei giuristi. Ho fatto un sacrificio cercando con una mia predisposizione giuridica anche familiare a preparare un lavoro che ha avuto come un tempo decennale, cercando di fare come spirito di servizio qualcosa di necessario. È logico, è come un compito che mi hanno dato i giuristi, è un tema che ho fatto e lo svolgimento sarà giudicato da loro, quindi non c'è una presunzione di parlare del bene culturale in senso ampio, ma cercare di creare qualcosa che possa essere utile per la collettività e la comunità. So che ci sono anche degli ospiti qualificati. Sì, ha dato la sua adesione il Presidente del Tribunale di Agrigento, anche dovrebbe venire il Procuratore della Repubblica, come professori universitari il professore Sebastiano Licciardello, Università di Catania come ordinario di diritto amministrativo, e sarà presente il professore Guido Corso, famosissimo amministrativista, che è stato tra l'altro molto vicino al Presidente Mattarella quando Mattarella insegnava diritto costituzionale, e devo dire che questo vademecum abbraccia i codici, le circolari, le leggi, in un tutt'uno in 170 pagine, e abbiamo cercato di rilegare alcuni momenti molto importanti per evitare che il cittadino possa non sapere cosa fare, e quindi legge non ammette incoscienza, e quindi serve anche per noi stessi avere una pronta consultazione e evitare danni che potrebbero essere conseguenziali dal punto di vista giudiziario. Ricordiamo la data e il luogo esattamente? Sì, sarà fatto il 3 di ottobre, è un venerdì, alle ore 16 presso il Museo San Nicola, Sala del Telamone, Sala Zeus. E devo dire l'ultima circostanza che è importante: ci saranno anche l'avvocatessa Tele Falcetta, ci sono i rappresentanti e avvocati, l'avvocato Enrico Quattrocchi, il famoso avvocato Giuseppe Scozzari, che presenterà pure il libro, ma la questione che a me mi sta a cuore moltissimo è la presenza delle persone che potrebbero incoraggiare l'iniziativa, perché c'è bisogno di affrontare questo tema anche a livello scolastico. Secondo me la giurisprudenza e il diritto dovrebbe essere una materia in tutte le scuole, perché dobbiamo abituarci ad avere più che altro conoscenza delle basi anche elementari del diritto in qualsiasi esso sia specialistico, per poter affrontare la vita in una maniera migliore. Questo è molto determinante per il futuro delle nuove generazioni. Palermo scende di nuovo in piazza per Gaza, associazioni in corteo per le vie del centro, in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo, con bandiere palestinesi e lo slogan "Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore", il servizio dei colleghi di Palermo. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Oggi si blocca tutto per difendere Gaza, per dire basta alla violenza. Assolutamente sì, basta ogni forma di violenza, e soprattutto quella che in questi giorni
si sta perpetrando nei confronti di famiglie e bambini indifesi del popolo palestinese. Si dice basta, dobbiamo unirci con lo stesso coro e la stessa voce, Palestina libera. Abbiamo oltrepassato ogni misura ed è il momento di dire basta al massacro, al genocidio, a tutta questa violenza, alla guerra. È diventato veramente insopportabile. Tutte le persone oggi dovrebbero scendere in piazza per dire basta, affinché poi le istituzioni non possano ignorarlo, perché abbiamo oltrepassato la misura e bisogna dire basta, definitivamente. È più un grido verso le istituzioni. Certo, perché tutta questa gente in piazza, insomma, lo scopo è quello, farsi sentire finalmente le istituzioni che fino adesso si sono dimostrate assolutamente sorde ad ogni richiamo di umanità. È un genocidio in corso, sotto i nostri occhi, e i responsabili, oltre al nazizionismo israeliano, sono tutti quei paesi imperialisti che appoggiano lo Stato di Israele. Stiamo parlando degli Stati Uniti, ma per quanto ci riguarda del governo Meloni, un governo completamente complice, non ha ancora detto una parola, anzi fa i fatti, e i fatti sono che non vuole interrompere gli accordi economici, politici, militari con Israele. Che questo movimento di tutte le piazze d'Italia e Palermo, appunto dove noi ci troviamo, possa in qualche modo dare un segno forte per lo schifo che sta accadendo. La razza umana, secondo me, ha perso totalmente quello che sono i valori dell'umanità. Quello di oggi è un dovere morale. Assolutamente, è un dovere morale ed è il nostro unico mezzo per farci sentire e per far sentire a tutti il grido non solo degli studenti ma dell'intera popolazione italiana, perché noi ci ribelliamo a questo governo succube e complice del governo sionista di Israele che sta commettendo un genocidio. Il popolo palestinese sta morendo davanti a noi e noi abbiamo il dovere morale di fare qualcosa, e questo è tutto quello che possiamo fare. Siamo qui per testimoniare il genocidio che sta succedendo a Gaza. Io sono un docente e con molte classi siamo qui perché abbiamo sentito il bisogno di protestare e di denunciare all'umanità questo crimine che si sta perpetrando nella striscia di Gaza. Siamo qui come network giovani del Movimento 5 Stelle per dire no al genocidio. Siamo stanchi di vedere il nostro governo non prendere una posizione seria e concreta. Il ministro Salvini ha lasciato un'intervista alla TV israeliana dimenticando di essere il vicepresidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Se l'è scordato, si è scordato di quello che sta succedendo a Gaza. Oltre 26.000 bambini uccisi dal governo genocida di Netanyahu. Sequestrato il cantiere della pista ciclabile a Porto Empedocle, a entrare in azione sono stati i militari della Guardia di Finanza nei confronti di un'impresa edile incaricata di realizzare i lavori commissionati dal comune di Porto Empedocle. È emerso che la società appaltatrice avrebbe ottenuto la liquidazione di somme di denaro per la fornitura di conglomerato cementizio per quantitativi ben superiori a quelli effettivamente posati. In particolare, dai riscontri condotti, gli investigatori del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento hanno rilevato che su oltre 410 metri cubi di calcestruzzo per i quali è stato richiesto il pagamento alla stazione appaltante ne sarebbero stati in realtà gettati solamente 300 con un ammanco di oltre 100 metri cubi. I finanzieri hanno proceduto ad apporre sigilli all'area del cantiere interessata dai lavori, segnalando alla Procura di Agrigento il legale rappresentante della società appaltatrice, il direttore tecnico del cantiere e il direttore dei lavori per l'ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture. Il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento è stato impegnato in una serie di controlli che hanno interessato cantieri edili e macellerie in diversi comuni della nostra provincia. In un cantiere edile a Sciacca è stato trovato un lavoratore in nero su 2 presenti ed è stato quindi adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa per un importo di 2.500 euro,
cui va aggiunta una maxi sanzione di circa 5.900 euro. In un altro cantiere edile a Canicattì è stata trovata una ditta priva della patente a crediti, che è stata subito allontanata dal cantiere, sanzionata e diffidata dall'operare in altri cantieri fino all'ottenimento della patente. Anche il committente dei lavori verrà sanzionato per non avere verificato il possesso della patente a crediti da parte della ditta esecutrice. Linea alla regia per la pubblicità. Palermo commemora oggi Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, vittime di femminicidio, con l'iniziativa Colori in Piazza nel quartiere di Monte Pellegrino. Durante l'evento, ripristinate 2 targhe in loro memoria, presentato il corso di educazione all'affettività e prevenzione della violenza di genere. I colleghi di Palermo. È una giornata emotivamente particolarmente cruenta per me, ma voglio pensarla come una giornata di festa, perché ricordiamo oggi, oltre mamma, in realtà 2 donne vittime della loro voglia di essere libere. La Palermo di oggi non è la Palermo che hanno vissuto loro all'epoca, era più cruenta, più sanguinaria, ma indubbiamente è ancora soffocata dallo stesso male dell'epoca. E il nostro compito è semplicemente quello di scegliere ogni giorno da che parte stare. Io oggi voglio vederla veramente come, potrebbe sembrare infelice a dirsi, come una giornata di festa, perché grazie al loro ricordo tante donne vittime di violenza oggi vengono aiutate. Il loro è diventato un simbolo di riscatto e di contrapposizione al patriarcato mafioso, e di questo non possiamo esserne che orgogliosi. Laddove, è triste dirlo, però ce n'è ancora una forte necessità. In una città che purtroppo ad oggi ha ancora tanta necessità di simboli che hanno voglia di lottare e di opporsi ad ogni forma di criminalità e di violenza, in fin dei conti la mafia è una montagna di merda. Oggi coinvolte appunto anche le scuole. Sì, noi quando siamo sempre chiamati, è un tema che sentiamo caldo e che è giusto che nel nostro quartiere partecipiamo. Lia Pipitone era una donna del nostro quartiere, ma a prescindere educhiamo i nostri bambini contro la violenza di ogni genere, la violenza contro le donne, contro tutte le guerre, e quindi siamo qui con tanta partecipazione, come lo siamo stati l'anno scorso e gli anni precedenti. In occasione del 42esimo vogliamo presentare un progetto per noi molto importante, che è la scuola dell'affettività. In quanto, alla luce degli ultimi episodi che hanno visto adolescenti che si sono stati vittime sia di femminicidio che di suicidio, c'è stata la necessità, abbiamo sentito la necessità che in questo momento dobbiamo far arrivare ai ragazzi la consapevolezza delle emozioni, in maniera tale da poter riconoscere i propri stati di animo, quelli degli altri, e in questo avere delle competenze relazionali, in maniera tale da poter sostenere sia la famiglia che la scuola, affinché questi ragazzi da domani possano avere più competenza più conoscenza del consenso, essere in grado di riconoscere quelle che sono delle situazioni di violenza e non arrivare più ad epiloghi come quelli che la stampa, diciamo, ci mostra tutti i giorni. Non si può pensare che una città dove ci sono tante donne impegnate possano ancora subire l'oltraggio, non solo quello della violenza fisica, ma anche la violenza psichica, che forse a volte fa ancora più male. Magari poco si pensa, ma una donna molto spesso viene oltraggiata in quella che è la sua dignità, la sua moralità, il suo essere persona. L'altro pomeriggio in via Ragazzi del 99, a pochi passi dal terminal degli autobus di Piazzale Rosselli, un 25enne di nazionalità tunisina domiciliato ad Agrigento è rimasto ferito a causa dei traumi riportati nel corso di una lite. Il giovane è stato colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro. Con un'ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite largero-contuse. Non è per sua fortuna in pericolo di vita. L'aggressore, che si è dato alla fuga dopo una breve attività investigativa, è stato identificato e rintracciato dai carabinieri della compagnia di Agrigento. Si tratta di un trentenne, anche lui tunisino, denunciato a piede libero. Al CEP, dinanzi l'area dove è stato realizzato il murales dedicato a Totò Schillaci,
sorgerà un nuovo campo di calcio. L'iniziativa è stata promossa dall'Assemblea regionale siciliana con il supporto dell'assessorato alle infrastrutture e punta a restituire uno spazio allo sport e ai giovani del quartiere. A commentare il progetto il deputato questore Vincenzo Figucci e l'ex calciatore Gaetano Vasari, i colleghi di Palermo. È un piacere incontrare un grande campione che torna a Palermo e che vede anche, come tanti di noi, realizzare un sogno per tanti palermitani. Come ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana abbiamo voluto il murales, ma poi l'assessorato alle infrastrutture ci ha messo la realizzazione del campo e speriamo, chi lo sa, che anche il Palermo possa voler investire perché questo spazio possa essere tolto al degrado, perché ahimè devo dire che un poco di incuria c'è, e restituito allo sport. Totò ha dimostrato che si poteva venire dalla strada e riuscire a fare tutto. Complimenti, state facendo una bella struttura dedicata a Totò. Totò è nato in questo quartiere, in questi campetti, e la realizzazione di questo campo dedicato a lui è una cosa bella. Serve anche per togliere qualche ragazzo dalla strada e dare un'opportunità migliore. Come ha detto Vincenzo, c'è gente che purtroppo non si può permettere di andare nelle scuole calcio, e dare una struttura del genere sarebbe una cosa importante, perciò che venga fatto in ogni quartiere. Solo io posso scrivere di te, storia di un papà campione. La figlia di Totò Schillaci, Jessica, racconta aspetti inediti della vita privata del grande calciatore, indimenticato campione d'Italia 90, sempre colleghi di Palermo. Per chi gli ha voluto bene, per chi lo conosceva, per chi tifava per lui. E qui ci sono degli aneddoti, comunque c'è una parte familiare e una parte di vita sua che nessuno conosce e che non ha mai conosciuto fino all'ultimo. Anche c'è una bella cosa che racconto su Rigore, che non ho mai tirato. Quindi io invito tutti a comprarlo proprio perché so cosa vuol dire avere un mito a livello musicale o a livello calcistico, e quindi è bellissimo sapere tanto della vita della persona che si segue e che piace. Tantissime volte ricordo i momenti in cui mangiavamo insieme, perché a noi ci accomunava la passione per il cibo e il modo in cui contemplavamo il cibo, che mette felicità, e quindi i nostri pranzi erano bellissimi. Penso che papà sarebbe contento, posso arrogarmi il diritto di dire questa cosa. E una cosa bella che condivido nel libro è il fatto di credere nei propri sogni, che è una cosa a cui ho sempre pensato anch'io e volevo mettere nero su bianco, proprio perché nel libro ho voluto trasmettere, oltre a lui e arricchire la storia come campione, ho voluto trasmettere dei temi importanti. Uno di questi è quello di perseguire i propri sogni, i propri obiettivi per raggiungere ciò che ci piace fare, perché la vita così appare più bella e più soddisfacente. Specialmente la mia generazione che ha vissuto l'Italia 90, le notti magiche, non può non comprare questo libro, tra l'altro scritto proprio dalla figlia di Totò Schillaci, Jessica. Lei tra l'altro è una persona che da sempre ha amato scrivere e adesso finalmente ha realizzato un libro dove viene fuori un Totò Schillaci che ci sorprende sempre, quindi è un invito veramente alla lettura di questo libro. L'ho letto, tutto bello, ovviamente si parla di quello che è stato anche il momento più brutto di Totò, il momento della fine, che però in realtà poi durante la lettura si legge comunque qualcosa sempre in positivo, perché Totò Schillaci è stato un grandissimo esempio, è stato veramente un riferimento per moltissimi giovani allora e anche adesso sicuramente può continuare ad esserlo. Io ho pensato proprio come libraio di realizzare un incontro dove non si presentasse soltanto il libro, ma fosse anche un incontro in cui bisogna ricordare la figura di Totò Schillaci, che è stato un grandissimo campione. Il gruppo Formula 3 Accademia Sant'Anna di Messina ha trionfato al terzo memorial dedicato a Pietro Murania, che si è svolto nella nostra città. Ce ne parla Davide Sarto. Grande spettacolo di volley al nuovo palazzetto dello sport di Agrigento, dove si è disputata la terza edizione del Memorial Pietro Murania, prestigioso quadrangolare organizzato dalla Pallavolo Aragona e dal suo presidente Nino Di Giacomo.
A conquistare il trofeo è stato il gruppo Formula 3 Accademia Sant'Anna Messina, che in finale ha superato il PVT Modica con il punteggio di 2-0, 25-22, 25-16, confermando l'ottimo stato di forma della squadra. Il terzo posto è andato alla SEAP Sigel Marsala, che nella finalina ha avuto la meglio sul tonno Callipo Vibo Valencia con un netto 2-0, 25-15, 25-22. Premio speciale come miglior giocatrice della finale ad Aneta Zoizi dell'Accademia Sant'Anna Messina, che ha ricevuto il riconoscimento intitolato alla memoria della giovane pallavolista Simona Cinà. La cerimonia di premiazione ha vissuto un momento particolarmente toccante quando la squadra vincitrice è stata premiata dalla signora Marina, moglie di Pietro Murania, alla presenza dei dirigenti sportivi e appassionati sportivi. L'evento ha rappresentato non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un'occasione di memoria e condivisione nel segno dei valori che Pietro Murania ha trasmesso alla comunità pallavolistica. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televiteagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.